Mario Micheli nasce a Fiume il 7 luglio 1935, per oltre 30 anni imprenditore nel campo del taglio ossiacetilenico delle lamiere. Dal 93 al 98 presidente del comitato esecutivo della Comunità degli Italiani di Fiume, dal 96 vicepresidente della Fondazione Ileana, che premia ogni anno il miglior alunno del liceo italiano e del primo ginnasio croato di Fiume, quest'anno per la 18ª volta consecutiva. Promotore, assieme a un gruppo di amici, della ventennale collaborazione culturale con la città di Cividale. La motivazione è la seguente: per aver saputo dialogare con tutti, vedendo cambiare ben 5 bandiere sul tetto di casa, mantenendo fissa comunque la propria residenza, e per aver saputo trovare sempre una via di mediazione pur nelle difficoltà, mantenendo la propria integrità morale e la propria tradizione, rinunciando a qualsiasi omologazione e promuovendo il ruolo, la cultura e le tradizioni della minoranza autoctona italiana.